Buonasera a tutti e benvenuti al Cesare's Corner. Vi starete sicuramente domandando come mai oggi ci sia io qui e non Cesare. Innanzitutto mi presento, io mi chiamo Elena e sono una studentessa che si è appena laureata alla facoltà di Storia dell'arte contemporanea a Ca' Foscari. Infatti sono una compagna di studio di Cesare e oggi, fresca di laurea, sono qui per raccontarvi l'argomento della mia tesi, che è un argomento che in realtà avete già affrontato ormai circa un anno fa, qua sul corner assieme a Cesare, ovvero il fotografo Aurelio Amendola. E qua sotto ho la mia tesi per confermare, insomma, che appunto mi sono laureata su questo fotografo italiano. E insomma oggi appunto ci sono io, spero di non farvi un torto, insomma, se manca Cesare, però credo che sia un'opportunità per raccontare qualcosa in più sul maestro Amendola. Ovviamente non andrò a selezionare quelli che sono stati già gli argomenti che Cesare ha trattato assieme al fotografo già qui sul corner, ma proverò insomma ad apportare qualcosa in più, diciamo, in merito a questo fotografo. Bene, dove l'ho conosciuto? Io ho conosciuto Aurelio Amendola proprio in occasione del corner su di lui. Infatti ero una delle persone che tenevano i cavalletti, insomma, per inquadrare al meglio il maestro Amendola. E con l'occasione, insomma, ho avuto modo di chiacchierarci e devo dire che è stato amore a prima vista. Infatti, maestro Amendola, se mi sta guardando, le mando un bacione, la saluto. E c'è stato un momento in cui ho capito che Amendola sarebbe stato l'argomento della mia tesi, e assolutamente non lo dico perché so appunto che probabilmente mi starà guardando in questo momento, ma lo dico perché credo che sia uno degli elementi che ho trovato in accordo tra di noi, ovvero il grande amore per Michelangelo. Michelangelo, io non sono assolutamente un'esperta su questo grandissimo scultore, lo sanno tutti, io lo dico sempre, non sono la massima esperta di Michelangelo, però devo dire che ogni volta che sento un esperto parlare di Michelangelo o solo un appassionato, a me viene la pelle d'oca. Grazie appunto a questo incontro con Amendola ho capito che avrei tantissimo voluto approfondire meglio la sua vita. Quindi oggi sono qui a raccontarvi un attimino in breve ciò che sono andata a realizzare. La mia tesi si suddivide in 3 capitoli principali. Nel primo ho voluto ricostruire un attimino il contesto, l'ambiente in cui questo genere del ritratto in campo artistico si è andato a sviluppare sia nel contesto italiano sia nel contesto europeo. Cosa succede infatti? Succede che la nascita della fotografia, lo sappiamo, ha creato dibattiti un po' in tutto il mondo, ma la sua grandissima capacità di divulgazione, la sua rapidità di allargare i contenuti a più persone possibili ha interessato così tanto gli artisti che a un certo punto non solo hanno sfruttato la fotografia per aiutarsi nella realizzazione delle opere, ma hanno ben pensato direi, di utilizzare lo strumento fotografico per far circolare anche la propria immagine. E da qui poi ovviamente si è dato il via a tutto ciò che io sono qui oggi a raccontare, perché noi sappiamo che ci sono stati moltissimi artisti, soprattutto del primo Novecento, che hanno sfruttato la fotografia. Picasso, Dalì, tutti personaggi a mio avviso molto con una alta considerazione di sé, quindi hanno fatto solo che ben parlare della fotografia. Detto questo, credo che per contestualizzare il contesto italiano, la realtà di Amendola in quegli anni, quindi i fotografi che hanno in qualche modo anticipato la sua carriera, sono andata a ricercare quelli che a mio parere sono stati i migliori di questo settore, ovvero Ugo Muras, Elisabetta Catalano e Mario De Biasi, tutti e 3 diversi per stili e scopo, però con diciamo una similitudine importante tra di loro e con Amendola, ovvero il focus, il soggetto. Il soggetto non è più l'opera terminata, non è più l'opera conclusa, ma ci si è resi conto che
la fotografia poteva andare a cogliere tutti quegli aspetti che poi vanno a formare un'opera. Un'opera non si crea dal nulla, un'opera la crea un artista, la crea il contesto in cui è stata creata, la crea i materiali usati per creare quest'opera. Quindi il fotografo va a ritagliare, diciamo, questi momenti, a racchiudere queste sequenze per ricostruire quella che è un'opera terminata. E tutti e tre hanno anticipato il lavoro di Amendola in questo senso. Ugo Mulas è stato il fotografo della Biennale, quindi lui è partito fin da subito con la frequentazione di artisti e di persone del settore. Infatti ebbe modo di conoscere tantissimi americani, conobbe Robert Rauschenberg proprio l'anno in cui vinse la Biennale, nel 1964, quindi l'America che giunge in Europa e vince la Biennale. Infatti grazie appunto a questa vittoria poi Ugo Mulas viaggiò parecchio anche a New York, dove ebbe modo di conoscere Andy Warhol, Jones, Liechtenstein, quindi tantissimi artisti incredibili. E Ugo Mulas è il fotografo che fra tutti, a mio parere, assomiglia di più nello stile ad Amendola. Ovviamente bisogna sottolineare una cosa molto molto importante, ovvero che Amendola e Mulas non si sono mai conosciuti, quindi Amendola non ha avuto modo di entrare in contatto con il suo stile, la sua pratica. È vero, sono indubbiamente molto simili nell'approccio, ma Amendola, lo sottolinea sempre, non ha avuto niente a che vedere con Ugo Mulas e Ugo Mulas non ha avuto niente a che vedere con Amendola, quindi sono simili ma non sono fratelli, ecco, fratelli nello stile. Ugo Mulas fotografa Burri durante una delle sue combustioni ed è lo stesso che poi realizzò anche Amendola successivamente. Queste combustioni noi vediamo che lui le realizza nel mentre che le sta realizzando, o ad esempio mi viene in mente anche il ciclo di fotografie, la serie di fotografie realizzate a Lucio Fontana. Lucio Fontana che di fronte a un'opera finita, perché l'opera era un taglio, un concetto spaziale già realizzato, di fronte a quest'opera terminata Ugo Mulas va a ricreare in maniera fasulla, ovviamente, perché l'opera, essendo terminata, non poteva rifarla, non poteva ritagliarla, però è andato a porre Lucio Fontana di fronte all'opera e gli ha fatto appunto ricreare il gesto. Elisabetta Catalano è stata una fotografa parecchio influente nel campo appunto della fotografia italiana a partire dagli anni 70. E lei è stata importante per aver fotografato non solo artisti, ma anche gente dello spettacolo, letterati, musicisti, performer, quindi è andata a ricoprire un po' in maniera generale la scena dello spettacolo italiano, della cultura italiana, i politici emergenti, i letterati più influenti, quindi ha ricoperto non solo la sfera artistica in campo prettamente pittorico, ma l'artisticità in tutta la sua totalità. Celebre è la sua fotografia, ad esempio, di Italo Calvino, ma altrettanto celebre sono appunto i suoi scatti che vanno a frammentare una performance. La performance più celebre che lei è andata a frammentare è una performance di Gino De Dominicis, quindi ha avuto modo di conoscere anche personaggi di questo spessore, quindi Gino De Dominicis, Beuys, fotografò anche Beuys, fotografò Cesare Tacchi nell'atto di ricreare un'opera sempre in performance, quindi lei si è dedicata non solo agli artisti letterati ma anche alle performance, cosa che ad esempio Mario De Biasi, l'ultimo fotografo che ho approfondito, non è andato ad approfondire. Mario De Biasi non nasce come fotografo d'arte o comunque di cultura, ma nasce come fotoreporter. E appunto il suo compito di fotoreporter per la rivista Epoca, una rivista importantissima di quegli anni,
lo ha mandato e gli ha dato l'opportunità di conoscere artisti del calibro di Andy Warhol, ad esempio Roy Lichtenstein, e di fotografarli nel proprio ambiente. Quindi vediamo un Andy Warhol stravagante che si diverte con gli amici, che si diverte alla Factory, che chiacchiera, quindi un lato dell'artista che, ripeto, l'artista è colui che genera l'opera e non vale meno dell'opera terminata, come non vale meno dello spazio in cui questa opera viene creata e delle componenti che la creano. E quindi lo fotografa all'interno del suo habitat naturale, quindi della Factory. Il secondo capitolo invece entra nello specifico nella carriera di Aurelio Amendola, a cominciare da quelli che sono stati i suoi esordi, per poi proseguire verso il suo rapporto nei confronti della storia dell'arte da una parte, quindi la scultura, e i suoi rapporti nei confronti dei suoi contemporanei, perché poi vedremo come in realtà l'approccio sia totalmente diverso, non solo perché da una parte si è posto di fronte a degli artisti vivi in carne ed ossa e dall'altra parte no, ma proprio anche a livello di intesa con questi artisti, a livello di focus, a livello di decidere che messaggio trasmettere di queste opere, però lo vedremo in seguito. I suoi esordi, Amendola inizia da autodidatta nello studio di questo fotografo e inizia semplicemente fotografando matrimoni, cerimonie, assolutamente non contesti artistici. Cosa succede? Succede che a un certo punto in gita a Roma conosce quello che sarà poi il suo mentore, ovvero Gian Lorenzo Mellini, questo critico d'arte che Amendola ha sempre molto molto stimato e che gli diede l'idea, gli diede lo spunto di incominciare a fotografare la storia dell'arte. Ma che cosa della storia dell'arte? Il pulpito di Giovanni Pisano. Il pulpito di Giovanni Pisano è stata la prima opera di scultura che Amendola fotografò nel 1964. Ovviamente un giovane Amendola sperimenta di fronte alla scultura, non è ancora maturo come poi diverrà negli anni, quindi anche l'approccio alla scultura, agli esordi, non è l'approccio che poi nel 1992 lo segna di fronte a Michelangelo. Questo ciclo di immagini viene poi stampato e mostrato a Marino Marini. Marino Marini è stato il primo artista che ha creduto nel lavoro del giovane Amendola. È vero che prima di Marino Amendola ha avuto modo di realizzare diversi scatti a altri scultori, ad esempio a Manzù, a Giulio Vivarelli, ma nessuno ha segnato i suoi inizi come Marino Marini. Perché Marino Marini ha sempre detto: Aurelio, queste sculture, le mie sculture, le devi far parlare. E da qui Amendola inizia a capire che la scultura va fotografata in un determinato modo, ovvero attraverso le luci. Le luci fanno il 90% dell'immagine, perché poi ovviamente bisogna contare anche l'interpretazione che si vuole dare all'opera, ma di fronte alle opere di uno scultore vivente non si può che permettere a queste sculture di risaltare se non grazie allo strumento della luce, alla luce, agli strumenti che l'hanno aiutato poi a valorizzare queste sculture attraverso la luce. Non sono strumenti che Amendola ha subito imparato ad usare. Infatti spesso, soprattutto nella scultura, lui aveva modo di ripetere, di rivedere gli errori che ha commesso in passato e di correggerli. La scultura permetteva di rivederci, la scultura permetteva di stampare le immagini, capire cosa non andava e ricrearle, riprovare a farle. Cosa che ovviamente un contemporaneo, fotografare Alberto Burri, non permetteva alcun tipo di errore. Sono due immagini generate in modo completamente diverso e questo secondo me è uno dei punti più fondamentali dietro il suo lavoro, perché dobbiamo ricordarci che Amendola è un fotografo, però è un artista. Come lui ha voluto andare a frammentare la creazione e rendere unico il processo creativo dietro le opere degli artisti che fotografava, nello stesso modo ha utilizzato lo stesso identico approccio con le sue. Ha capito che di fronte a una scultura non si può fotografare come di fronte
a un Alberto Burri che fa la sua combustione. Amendola però, prima di essere il fotografo della scultura, è prima di tutto il fotografo degli artisti, che è sempre stato un po' il suo soprannome, quello che l'ha fra tutti più caratterizzato durante il suo percorso, durante la sua carriera. Ne ha fotografati a migliaia. Io sono stata subito coinvolta dai suoi racconti e infatti il mio desiderio iniziale era quello di raccontare il più possibile tutto quello che lui stesso mi raccontava, perché una cosa che non ho specificato è che gli ho poi fatto delle domande. Il nostro incontro si è trasformato in una intervista in occasione appunto proprio per la mia tesi. Sono scesa da lui e gli ho fatto un'intervista per capire meglio tutti quegli aspetti che si celano dietro le sue foto. Spesso ci si imbatte nelle sue immagini, ma l'immagine ci coglie prima di cogliere l'autore di queste foto. E non è una cosa scontata. Io, grazie a questa intervista, ho scoperto un cassetto nascosto dietro le sue immagini, ovvero la sua grandissima umanità, che è l'aspetto che a mio parere si cela dietro qualsiasi fotografia, basta saperle guardare un po'. E questa umanità appunto viene raffigurata in tutte le fotografie proprio grazie al rapporto che Amendola ha instaurato con questi artisti. Mi viene in mente Burri, ovviamente in primis, al quale ho dedicato poi un paragrafo del mio terzo capitolo. Se il primo capitolo affrontava le differenze tra la scultura e i contemporanei, il terzo capitolo è dedicato agli artisti che l'hanno segnato, non solo dal punto di vista professionale, ma anche relazionale. Quindi Marino Marini, indubbiamente, come ho già spiegato, diede il via alla sua carriera. Alberto Burri, che non solo era Alberto Burri, quindi uno dei più grandi artisti del Novecento, ma è anche uno dei suoi migliori amici. E infine Andy Warhol, perché Andy Warhol, a mio parere, è stato un tocco di novità per la sua carriera. Di novità perché ovviamente Andy Warhol non creava le sue opere, noi lo sappiamo. Andy Warhol è associato a una factory proprio perché faceva parte della pop art. La pop art di Andy Warhol non prevedeva che lui realizzasse le sue immagini, le sue opere con le sue mani, ecco. Quindi Amendola ha avuto occasione di fotografarlo in due momenti diversi della sua carriera, nel 77 e nell'86. Amendola si trova davanti ad un uomo, si trova davanti ad un mito. E come valorizzare questo mito se non ponendolo al centro delle sue immagini, facendolo sentire una sorta di divinità? Amendola ha capito qual era il trucco per parlare a Andy Warhol e ha capito e ha sfruttato questa sua genialità anche di fronte alla sua malattia, perché nell'86 Andy Warhol era malato e anche giunto quasi al termine, purtroppo, della sua vita. Come però risaltare il mito senza però mostrare apertamente la sua malattia? Ecco che allora Amendola crea queste immagini bellissime e geniali a modo suo, delle immagini che, a differenza delle prime, tendono un po' a nascondere la sua malattia senza però negarla, perché dietro al mito c'è sempre l'essere umano e l'essere umano in questo caso era malato. E quindi ha creato queste bellissime fotografie con molto nero, con questo forte contrasto, in modo da nascondere il volto, ma non nasconderlo per nascondere la malattia, ma per celarla, per renderla quasi qualcosa di misterioso dietro alla persona che si intravede in questa fotografia. C'è, ma non ce lo dice apertamente, e in questo modo non si va a disumanizzare una persona malata, non si va neanche a perdere il mito che si cela dietro Andy Warhol. Si va semplicemente, e Amendola l'ha capito, a elogiarlo, perché in fin dei conti è quello che Andy Warhol ha sempre voluto che le persone pensassero di lui, sempre voluto che
questa aura di mito, di divinità non si perdesse. E non a caso Andy Warhol ha capito il genio di Amendola. Aurelio Amendola fu l'ultimo fotografo che fotografò Andy Warhol, perché Andy Warhol, in occasione del ritorno di Amendola a New York, si ricordò di lui nonostante nel 77 quasi non si fossero parlati, perché c'era il limite della lingua. Amendola non conosceva l'inglese. Le immagini di Aurelio Amendola non vennero mai mostrate ad Andy Warhol. Andy Warhol non vide mai un'immagine, una fotografia scattata da Amendola. E nonostante questo, nell'86, Amendola, che era a New York di nuovo per incontrare Sandro Chia, e di fronte alla sua proposta di rincontrarsi per scattare di nuovo delle fotografie, Andy Warhol accettò, ma non vide mai le fotografie. È questo che mi ha fatto molto ragionare. Vuol dire che Amendola è riuscito ad arrivare ad un artista immenso senza avere dalla sua parte la lingua, senza avere dalla sua parte le immagini realizzate a testimonianza della sua capacità. Certo, aveva alle spalle un background, un passato di fotografo degli artisti non indifferente, perché nel 77 era già il fotografo di Burri, di De Chirico, di Marino Marini, quindi questo indubbiamente gli ha aperto le porte della Factory. Ma Andy Warhol ha capito che poteva fidarsi dell'arte di Aurelio Amendola. E questa secondo me è una cosa molto importante, che ci fa capire molto dell'umanità che si c'era dietro le sue fotografie. Una delle mie fotografie preferite è in assoluto quella in cui vediamo Amendola dal vetro alle spalle di Andy Warhol, intento a rispondere a un'ipotetica telefonata. Ed è un'immagine bellissima. Questa immagine è una delle prime che si possono vedere entrando nel suo studio, e proprio a testimonianza della soddisfazione che ha avuto Amendola, giustamente, di fotografare Andy Warhol. Come sempre entrando nel suo studio, ma anche semplicemente accedendo al suo sito, la prima immagine che appare è sempre Burri. Qualsiasi immagine di Burri è stampata in gigantografia ed esposta nello studio di Amendola, nel sito di Amendola, ovunque Amendola possa metter piede, perché è stata un'amicizia immensa. E arriva questa amicizia non forse attraverso le prime immagini, perché le prime immagini anche sul corner precedente appunto Amendola lo racconta, di fronte a una combustione lui non poteva permettersi in alcun modo di commettere errori, perché Burri era selettivo. Burri, se si sbagliava con Burri non c'era sicuramente più occasione di recuperare, però Amendola non ha sbagliato. Amendola ha creato queste immagini bellissime in cui vediamo una combustione a colori, a differenza di quella di Mulas che era in bianco e nero. Vediamo la sequenza di questa combustione. Sono 5-6 fotografie che vanno a ritagliare i momenti salienti. Ovviamente Amendola scherza sempre, non si tratta di click come siamo soliti fare noi oggi ragazzi con i telefoni. Siamo soliti generare delle immagini veloci, rapide. Anche lui in questo caso sì, dovette dimostrare rapido, però era anche consapevole che aveva a disposizione solo 12 pellicole e non voleva sprecarne nemmeno una. Quindi ha saputo unire rapidità a genialità, perché il saper cogliere l'attimo, soprattutto di fronte ad Alberto Burri, soprattutto la prima volta che lo incontri, testimonia appunto una certa padronanza, consapevolezza di ciò che si va a realizzare. E queste immagini sono bellissime a livello cromatico. Lui le ritaglia quasi a dimensione appunto della plastica che Burri stava bruciando, quasi a simulare una finestra tra l'osservatore e Burri. Questa finestra viene poi abbattuta dal fuoco, perché ovviamente il fuoco bruciando si apre un varco e ci fa sentire vicini all'artista, sembra quasi di essere lì in sua presenza, nell'atto creativo. È la parte della mia tesi che mi ha soddisfatta di più, perché sapevo che
è una delle parti che ovviamente ad Amendola possono toccare di più. Non volevo assolutamente sminuire nulla, quindi anche la parte che mi ha richiesto forse più difficoltà per dimostrare di aver capito, insomma, il rapporto tra questi due fenomeni, nonostante la differenza d'età, perché a dividerli c'era un gap abbastanza elevato, circa 20 anni di differenza tra uno e l'altro, ma nonostante questo l'amicizia è sempre stata un'amicizia sincera e duratura, molto forte, molto molto forte, e ogni volta che Amendola parla di Burri è come se si commuovesse ancora, come se fosse ancora qui insieme a lui. E una foto bellissima che ho dovuto assolutamente inserire è l'immagine di loro due assieme a Nizza nel 1994, l'anno prima che Burri morisse. Ed è bellissima. Io credo che le immagini di Amendola, che più di tutte quasi mi hanno toccata, sono proprio le immagini in cui lo raffigurano, perché Amendola, ovviamente, essendo un fotografo, traspare la sua arte nelle fotografie, ma non esce mai la sua persona in senso fisico. E le immagini appunto che lo colgono insieme agli artisti, come ad esempio l'immagine anche con Marino Marini, ci fanno sentire vicino a lui e trasmettono una forte umanità, che è un concetto che sto cercando di esprimere al meglio e spero possa essere colto. Indubbiamente io non sono pratica nel fare video e nell'apparire in TV, quindi sto cercando di esprimere al meglio quello che voglio trasmettere, però l'umanità di Amendola credo che sia l'aspetto più importante, e non lo dico per ribadire qualcosa di scontato, perché forse l'umanità a quanto pare sembra oggigiorno un aspetto scontato dietro le opere d'arte, ma non è così. L'umanità di Amendola io l'ho capita solo in seguito all'intervista, perché io appunto volevo trattare volevo trattare nella mia tesi più aspetti possibili della sua carriera, ma mi ero persa tutto ciò che c'era di umano in lui e che attraverso la fotografia era possibile trasmettere in modo altrettanto valido come in pittura, perché ovviamente dedicandomi di storia dell'arte ho avuto modo più di approcciarmi all'arte pittorica, scultorea, le performance, piuttosto che alla fotografia. Sto imparando ad approcciarmi anche alla fotografia e Amendola è stato molto molto d'aiuto. L'immagine di Marino Marini sulla spiaggia col cavallo, la foto realizzata nel 1973, credo che sia l'immagine più celebre di Amendola, ma anche di Marino Marini, ed è figlia di questo rapporto tra i due, perché nel 1973 Amendola era già il fotografo di Marino, proprio come vi ho raccontato prima, appunto in seguito alla visione di questo catalogo, di questa prima raccolta di immagini sul pulpito di Giovanni Pisano. Marini ha creato subito in Amendola, e Amendola era giovanissimo, quindi ha colto l'occasione. Instaurare dei rapporti poi gli ha anche permesso di farsi conoscere. Marini aveva indubbiamente tantissime conoscenze che Amendola non aveva, e questo me l'ha anche raccontato, ovvero Marini gli ha permesso di conoscere collezionisti, di conoscere architetti, di conoscere galleristi, persone che avrebbero potuto aiutare Amendola poi col suo mestiere. Con questo è tutto, io vi ringrazio di cuore per avermi ascoltata questa sera, spero di non avervi annoiati, ma mal che vada vi siete fatti una risata. Io mi sono indubbiamente divertita tantissimo, è la prima volta che mi approccio insomma a raccontare d'arte, allo spiegare d'arte, e soprattutto in televisione, grazie appunto a Cesare che mi ha dato questa opportunità, quindi spero insomma che sia l'occasione per migliorare anche diciamo sotto questo aspetto, quindi sforzarmi all'esporre meglio, sforzarmi allo spiegare meglio, a raccontare meglio, a parlare meglio d'arte. Questo è tutto dal Cesare's Corner, buona serata!